L'ex magistrato Pietro Grasso spiega le ragioni del no al referendum sulla giustizia. Insieme alla segretaria nazionale della CGIL, Francesca Re Davide, a Padova ha chiuso la campagna del fronte del no. Con questa riforma si vuole attaccare l'autonomia della magistratura, ha detto l'ex presidente del Senato. Questa riforma che si chiama la giustizia non modifica nessuno dei mali della giustizia, che sono la lentezza, la mancanza di organici, il sistema informatico che non funziona. Secondo, l'equilibrio dei poteri è qualcosa che i nostri padri costituzionali ci hanno messo a fondamento della nostra democrazia e non dobbiamo toccare. L'autonomia e l'indipendenza non è un privilegio di casta, ma è dato alla magistratura per difendere i diritti dei cittadini. Terzo, questa riforma non vuole fare altro che indebolire la magistratura, eliminare il controllo della magistratura sulla politica. E come la politica io penso che sia un fiume che abbia un letto e la magistratura costituisca gli argini che fanno sì che la politica rimanga dentro quel letto senza inondare i terreni circostanti. Una riforma inopportuna, offensiva per l'organo di rilievo costituzionale attraverso l'estrazione a sorte dei magistrati. In Veneto, per le ragioni del sì al referendum, è arrivato invece il ministro della giustizia Carlo Nordio per un tour in molte città della regione. Dopo Bassano e Mestre sarà anche a Padova per sostenere la riforma fortemente voluta dal governo di Giorgia Meloni. È una ristrutturazione che ci allinea con tutti i paesi di democrazia avanzata, perché in nessun paese al mondo democratico i pubblici ministeri, cioè gli accusatori, fanno parte della stessa famiglia dei giudici e quello che è peggio, giudicano i giudici sia nel momento dell'avanzamento professionale sia, cosa ancora più importante, nel momento della sanzione disciplinare. Il fatto che oggi un magistrato giudicante, cioè un giudice che è terzo e imparziale, venga giudicato per eventuali violazioni disciplinari dagli accusatori, cioè dai pubblici ministeri, è una irrazionalità che non esiste in nessun paese al mondo. Sarà molto più credibile sapere che il tuo giudice è veramente terzo e imparziale e non sarà valutato e giudicato da quello che ti ha portato a processo e fa l'accusatore. È un referendum confermativo, quindi non è necessario il quorum. Si voterà domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.